Dovete avere coraggio, dovete rimettervi in gioco sapendo che se prima della crisi avevate già un ruolo, lo recupererete al 100%. Il veronese Giancarlo Aneri, noto per i suoi vini e il suo caffè, lancia un messaggio al mondo dell'imprenditoria messo in ginocchio dal Covid. Io vedo dei segnali molto positivi e nell'ambito del mio mondo, che è il mondo del vino e il mondo del caffè, io trovo quell'entusiasmo che c'era negli anni della ripartenza dell'Italia, anche negli anni passati lontani. E questo mi dà la sicurezza che vale per le mie aziende, ma che vale per l'economia italiana, che non ci fermeremo più, non ci potrà fermare il virus, ci potrà fermare solo la stanchezza dopo aver ottenuto grandissimi risultati. La ripartenza, dice Aneri, si sta toccando con mano. È arrivato un ordine di un container dagli Stati Uniti e mancava un ordine dagli Stati Uniti da settembre dell'anno scorso. Lo stesso giorno è arrivato un ordine dalla Francia, è arrivato un ordine dall'Inghilterra, è arrivato un ordine dal Giappone. Adesso tutti noi imprenditori dobbiamo ripensare al mondo del lavoro con uno spirito e con una disponibilità diversa. La ripartenza però non sarà immediata. Ci vorrà un anno. Io ho previsto che da settembre si comincerà a ragionare come si faceva una volta con gli appuntamenti, ma dall'inizio del prossimo anno cercheremo di non pensare più al momento buio e di pensare invece a un sole che risplenda non solo per l'Italia, per tutti i paesi dove c'è la voglia di fare delle cose serie.